Saludos a todos da Jumaso. Hoy è mercoledì 20 maio del 2020. Questa populos è ora di estirpare los abusos, a terra sos malos usos, a terra su dispotismo. Guerra a egoísmo e guerra a sus opresores. E a custos, tiranos menores, es preciso humilhar. Humilhazo somos nós. E somos acabando a essere estranhos in terra nostra. Per quanto tempo ancora dobbiamo subire e essere umiliati? Nos han gettado e marchiato in sapere con ofensas insoportables pro milenios. Son ladros, bandidos, animales, incapaces, locos e in ultimo siamo diventati predatori. Che nos ha e nos este dominando che sanano queste offese, ma è storia dentro. A cominciare da chi ha fatto Roma, è storia dentro. Un assassino che ha bocciato Rade, che viene alla causa da una lupa. Ma ad esempio può andare gustoso a noi, un popolo meda più antico, che quando il popolo sardo costruiva domus de llama senuragues, cursos in galo a livello primitivo meda plus da noi. E tesemo subinde sul popolo sardo. Come sono arrivando los ambasciadores de Sappadania a nos civilizzare, a regolare la sanità. A bel punto siamo arrivati. Essere tutto a posto solo. A suo partito dessa Lega.
Homines que andaban bonificando esos trenos cuando veían migrantes e disperados. Sa Lega che addirittura narrava omnes che naranta di usare questa bandiera italiana come carta igienica e se l'hanno fatto un ministro. E ora siamo su posto a questa gente. Grazie a esos senadores que tenemos. Buon disfezza a sta cadiglia e che si dà consenti, ma che avarre di mia però. Mescamente sonorevole, chi timmele, chi sono indipendentistas avanzane e sonorevola, chi via pacifista, però condividi sos poligonos. Da qualche parte li dovranno fare. Buon prode, spezzala. Con Sagadiglia. A discapito del suo popolo vostro, che siamo su tapostos, a un stato tiranno, che non teniamo nulla da invidiare. Anzi sì, teniamo solo da rivendicare. Considerando che si identificano os armentos terras e si las han cerradas a filo spinale, naturalmente, abusivamente. Come? Stiamo arrivando a scontrollare le spiaggias. La scusa sa pesta, chiede di timmere, però carità. Ma non teniamo bisogno di essa lezione di esos padanos o de esos romanos. Hemos supportado a solos que nos ayudan desde Italia. Hemos rischiato. Visto e considerato che questa pesta in Sardegna è stata arrivata dall'Italia, che non ci dia controlli. E come il sono facente su vassallo, su da posta salega, e dando proclamasa, nande a bene, ma è solo una parvenza de comando che ai suesti sottoposto a sus proprietarios e a sus capitalistas de Nord Italia che tenen sarvillettas e tenen albergos. Non sono pensando a su sviluppo dessa Sardegna,
e sicuramente non sono preoccupato per il popolo sardo. Sono sottopostos a obbedienza y a esas presiones de esos continentales de Roma e de Sappadania. Popolo sardo, forse sta arrivata l'ora di non liberare dai custos tirannos minores. Sta arrivata l'ora di non essere espulso umiliados. Ma di non umiliare, dello spagare a vergogna, a sul punto si vergognare. Sul rinnegante sul popolo solo e se sono ingrinioso a sus invasores. Forse si sta arrivata l'ora di dare un'ispallata a suo vassallo e a suoi ascaros, probi servitori dello Stato invasore italiano. Popolo sardo, dobbiamo fare un sacrificio pacifico, ma lo dobbiamo fare. Dobbiamo scioperare, dobbiamo scappare, o liberos o prisioneiros, o sardos o mortos. Sa Sardegna non è Italia. A fora Italia da sa Sardegna. Sì che devono andare. Dobbiamo combattere per si liberare dai custos tirannos, dai custos invasores, dai custos rinnegados. Popolo sardo, resistenza, ribellia, indipendenza. E a foras, custos tirannos minores. La debemos acabar con custos abusos. Però oggi è bollasso e non staremos a intendere. Un impresso umano da ese maso. Buon dia a tutti.